stai? Bene, tu? Bene, grazie. Hai un libro bello da darmi oggi? Ho un bel libro. Aspetta, ho una pillolina da fare. Guarda che bel libro che ti propongo. Le armi della persuasione? Ho fatto ieri il corso su questo, un altro sull'autostima, qualcosa. L'autostima. Un Bene, libro che carino perché ho una pillolina da fare oggi, bella. Guarda questo libro. Guarda che bello e com'è interessante. Ci vediamo Questo sulla sì. cima. Sì, ma questo lo conosco. è Lo bello. conosci già, è molto bello questo libro. È illuminante, ti sì? sì, Apro a veramente caso. aiuta. Per favore la chiave, mi piace il titolo. Vediamo un pochino. Un vecchio era seduto in una cattedrale a suonare l'organo. Era sera e il sole al tramonto illuminava le bellissime vetrate istoriate, dando al vecchio un aspetto angelico. Questo organista esperto suonava canzoni tristi e malinconiche, perché lo stavano sostituendo con un musicista più giovane. Al crepuscolo, il giovane entrò piuttosto bruscamente dalla porta sul retro della cattedrale. Il vecchio notò il suo ingresso, tolse la chiave dall'organo, se la mise in tasca e si diresse lentamente verso la parete posteriore della cattedrale. Quando il vecchio gli giunse accanto, il giovane allungò la mano e gli disse: «Per favore, mi può dare la chiave?» Il vecchio tirò fuori la chiave dalla tasca e la dette al giovane, che andò in fretta verso l'organo. Fece una breve pausa, si sedette sulla panca, infilò la chiave e iniziò a suonare. Il vecchio aveva suonato splendidamente e con abilità, ma il giovane suonava in maniera semplicemente geniale. Dall'organo proveniva una musica mai udita prima nel mondo che riempiva la cattedrale, la città e anche la campagna. Per la prima volta il mondo scopriva la musica di Johann Sebastian Bach. Il vecchio disse, con le lacrime che gli scorrevano sulle guance: immagina soltanto se io fossi stato egoista e non gli avessi dato la chiave. È chiaro che il vecchio dette quella chiave al giovane. È anche chiaro che il giovane la usò appieno. È un pensiero che fa riflettere, perché noi possediamo la chiave del futuro degli altri. Non viviamo soli. Le nostre azioni e i nostri atti influiscono su altre persone, molte delle quali ci resteranno per sempre ignote. Per questo motivo, la responsabilità di usare al meglio ciò che abbiamo oltrepassa la nostra esistenza personale. E cosa si può capire da questa pillolina? Che a volte è importante chiedere la chiave, a volte è importante avere la forza di dare la chiave e altrettanto importante è saper usare al meglio la chiave. E qual è la chiave che ti può far prendere in mano le corde della tua vita e suonare la tua melodia? Alla prossima, con la Lella vi saluto. La Lella è una libreria che io adoro. Quando sono a Lugano per me venire qua è sentirmi a casa, sentirmi bene e respirare un'aria magica. La Lella, quartiere Maghetti, libreria Velti, vi saluta. Vi aspetta. Vi aspetta, sì, assolutamente, perché è magnifico qui. Grazie, ciao, alla prossima pillolina. Ciao ciao.